Scontro mortale tra auto ieri sera a Caltana di Santa Maria di Sala. A perdere la vita Sara Michieli, 25 anni di Mestre. Il suo fidanzato in auto davanti a lei l'ha vista morire. Profondamente toccato dall'incidente in cui ha perso la vita Sara Michieli, il sindaco di Santa Maria di Sala, che domenica si è recato sul luogo dell'incidente in via Caltana, lancia un appello. Quarantenne armato di coltelli si barrica in casa minacciando di far esplodere il condominio che aveva saturato lasciando aperto il gas. Strage sventata dalla polizia a Chioggia. Banda di ladri ruba un furgone dopo essere entrato in un capannone privato annuale, ma avvistata dai cittadini volontari decide di abbandonare il mezzo a Salzano. Cargo cinesi in fuga dal porto di Venezia, troppo restrittive le disposizioni della Capitaneria con danni ingenti al settore, dicono i sindacati e minacciano agitazioni. L'onorevole trevigiana della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Cultura alla Camera, ha presentato un emendamento per rinnovare l'incarico a Paolo Baratta. Il girone di ritorno di campionato di Serie A si apre con l'Umana Reyer, si apre per l'Umana con la seconda vittoria esterna. I ragazzi di coach De Raffaele hanno espugnato il parquet di Trieste 72-81. Eccoci in diretta, buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3 Venezia. Purtroppo partiamo dall'ennesimo incidente mortale che ha avuto come teatro Santa Maria di Sala. Ieri a perdere la vita è stata una ragazza mestrina di appena 25 anni. Erano le 22 circa quando domenica sera l'auto di Sara Michieli, 25enne di Mestre, si è scontrata con quella proveniente dalla direzione opposta, in via Caltana, Santa Maria di Sala. Questo è il punto di via Caltana in cui è avvenuto l'incidente. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Per Sara non c'è stato nulla da fare. Sara stava percorrendo la via in direzione Mirano. Davanti a lei l'auto guidata dal fidanzato che in quel momento avrebbe eseguito un sorpasso. La ragazza l'ha seguito, ma mentre lui sarebbe riuscito a rientrare nella corsia, la 25enne si è trovata davanti l'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta con 3 ragazzi a bordo che per cercare di evitare l'impatto hanno carambolato finendo nel fossato. Ad avere la peggio la 25enne, rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ferite lievi per i 3 ragazzi a bordo dell'altra auto, trasportati all'ospedale di Dolo. Hanno una prognosi di 8 giorni. Il giovane alla guida, un 27enne di Mirano, è stato sottoposto come da prassi all'alcol test. Sara Michieli viveva a Mestre con la mamma e 2 fratelli, era la più piccola. Gestiva insieme al fidanzato il bar Ciringhito dietro Piazza Ferretto. Nel marzo 2018 aveva perso il papà, ex lavoratore a Porto Marghera. Non è la prima volta che in via Caltana qualcuno perde la vita. Poco distante, al luogo dove è morta Sara, solo 3 mesi fa aveva perso la vita Lucia Tornabruni. È una strada maledetta, ma tutti devono fare la propria parte, a dirlo il sindaco di Santa Maria di Sala all'indomani dell'ennesimo incidente lungo via Caltana. È una strada maledetta, è una strada che sta mietendo morti e purtroppo le nostre funzioni da amministratori piuttosto che da persone che dovrebbero aiutare questi percorsi non hanno le mani un po' legate. Le spiego perché. Noi dopo 40 anni stiamo facendo una pista ciclabile che parte dalla Madonna Mora fino all'entrata dell'autostrada di Scaltenigo insieme con il comune di Mirano e in collaborazione con la città metropolitana. Questo con la pista ciclabile non è che questo incidente sarebbe stato evitato, perché un doppio sorpasso in una zona in cui non si può sorpassare, e come è avvenuto l'incidente, anche se c'era una strada a 4 corsie, quelle cose non si devono fare. Ma oltre a questo noi parliamo per migliorare. Profondamente toccato dall'incidente in cui ha perso la vita Sara Michieli, il sindaco di Santa Maria di Sala, che domenica si è recato sul luogo dell'incidente in via Caltana, lancia un appello. Invito il sottoscritto per primo, il sindaco Brugnaro, la Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, di cercare di far prima possibile a mettere i ferri in acqua per cominciare quest'opera, che farà una pista ciclabile, e cercheremo anche di quel che è possibile allarghiamo un po' quella carreggiata che
non solo è teatro di tanti incidenti, ma mettiamo in sicurezza una strada per le nuove generazioni, per cercare di far sì che questi episodi possano avvenire sempre meno. Dobbiamo assolutamente far squadra per cercare di trovare risorse necessarie per far sì che queste strade, specialmente la via Caltana, questa dove c'è stata ieri sera l'incidente, e la via Desman, sono due strade del nostro comune in cui troppo spesso sono teatro di incidenti mortali. Dobbiamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare tutti insieme. Uno da solo non ce la fa. L'appello però va anche agli automobilisti, soprattutto quelli più giovani. Sono strade pericolose, noi cerchiamo di dirlo a più voci, ma soprattutto per i ragazzi giovani. Ragazzi, andiamo piano, ne va della nostra vita, delle nostre famiglie, tutti insieme dobbiamo fare l'opera. Se qualcuno si chiama fuori non ce la faremo mai. La sicurezza stradale si aumenta anche sensibilizzando i bambini più piccoli, è il progetto promosso da TVO nelle scuole del Veneto orientale. Intanto tra una decina di giorni a San Donà di Piave ci sarà una fiaccolata per ricordare i 4 giovani morti sulla strada quest'estate. I fatti poi di questa estate e anche i più recenti hanno lasciato un segno, una ferita profonda, e questo costituisce un importante presidio da affiancare agli altri per poter raggiungere il risultato, cioè consentire alle persone di muoversi liberamente e di tornare a casa sane e salve. Appena pochi giorni fa il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, ha incontrato gli amici dei 4 ragazzi che a metà luglio hanno perso la vita in un incidente stradale. Per ricordarli, il 23 gennaio una fiaccolata attraverserà la città dal Duomo a Piazza Indipendenza. Aumentare la sicurezza stradale è diventata una priorità che deve impegnare tutti e si inquadra in questa consapevolezza il progetto promosso da TVO, l'azienda di trasporto pubblico che opera nella città metropolitana di Venezia e in alcuni comuni della provincia di Treviso. I nostri mezzi sono sulle strade e quindi anche i nostri mezzi sono soggetti alle distrazioni nostre, ma alle distrazioni degli altri. Gli ultimi incidenti che noi abbiamo subito li abbiamo subiti a causa di distrazioni di altri, quindi credo che anche questo rientri nella nostra mission. Dopo aver coinvolto gli alunni delle scuole elementari e medie del Veneto orientale con materiale informativo appositamente studiato per questo tipo di lettori, ora TVO ha deciso di ampliare il progetto coinvolgendo le scuole dell'infanzia. In questa prima fase saranno 2000 bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia che potranno utilizzare il progetto pilotino. Il nostro obiettivo è di raggiungere tutti i comuni del Veneto orientale e quindi arriveremo a circa 5.000 bambini. Pilotino e le regole della strada è un libricino di 12 pagine che spiega con il linguaggio delle favole e delle filastrocche, ma anche dei disegni, alcuni da colorare, le regole più importanti da rispettare quando si va per strada, anche a piedi o in bicicletta. I bambini sono degli ottimi filoconduttori con gli adulti, di conseguenza ci consentono di far rispettare le regole anche alle persone più adulte, ai genitori, ai nonni, ai parenti, ai cugini, agli zii, agli amici. Ora una notizia di cronaca da pochissimo giunta in redazione perché a seguito delle indagini avviate in occasione del rinvenimento di un cadavere nella golena del Piave in via Romanzioldi, 90 di Piave, individuato da un cacciatore di passaggio, i militari della locale stazione, partendo da quelli che erano degli scarni elementi raccolti, l'abbigliamento, la conformazione fisica del corpo, hanno identificato, incrociando i dati delle denunce di scomparsa e soprattutto poi quelli relativi al DNA dei familiari, hanno individuato la persona a cui apparteneva questo corpo, vale a dire Mattia Bon, 45enne di Spinea, del quale non si avevano più notizie dall'11 settembre dello scorso anno, quando era stata segnalata la sua scomparsa a Sappada. I poliziotti del commissariato di Chioggia intanto sono riusciti a scongiurare una tentata strage in Cale San Nicolò. L'allarme è stato lanciato da un'anziana signora dopo che il figlio 45enne tossicodipendente e pregiudicato si era barricato in casa minacciando di far esplodere il condominio. Polizia, vigili del fuoco e personale sanitario hanno avvertito subito un forte odore di gas proveniente dall'appartamento. Aperta la porta con le chiavi della madre, 2 agenti hanno chiuso il gas e spalancato porte e finestre, mentre gli altri provavano a entrare.
entrare nella camera dell'uomo che con un braccio e con il corpo cercava di bloccare gli operatori mentre con l'altra mano cercava di azionare un accendino. Sono stati sequestrati anche 2 coltelli dalle lame di 25 cm trovati in possesso dell'uomo. Sedato e accompagnato in ospedale, è stato arrestato per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Davvero un grosso rischio. Banda di ladri invece composta da almeno 5 persone ieri sera è stata avvistata dal gruppo di volontari del CND di Martellago, cittadini non distratti, il cui compito da volontari è quello di monitorare il territorio e allertare le forze dell'ordine nel caso riscontrino disordini. È così che nella serata di ieri appunto ha segnalato un probabile furto in via Torricelli nella zona industriale di Noale, dove la banda aveva appena rubato un camion all'interno di un capannone dopo aver forzato il cancello d'ingresso. Una volta scoperti, i 5 sarebbero scappati in direzione di Salzano alla guida di un furgone Ducato, abbandonando il mezzo a bordo strada. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Cambiamo tema e passiamo alla questione delle navi cargo che abbandonano il porto di Venezia come punto di arrivo, a cominciare da quelle cinesi. Vediamo il perché di questo abbandono e quali le pesanti ripercussioni economiche. Purtroppo ciò che era la più nefasta delle previsioni, che noi era la nostra preoccupazione, su cui abbiamo lanciato gli allarmi da parecchi mesi, si è puntualmente verificata. Le navi cargo cinesi abbandonano Venezia come porto commerciale d'arrivo, il perché è da ricercarsi nelle nuove disposizioni normative della Capitaneria del Porto, che da ottobre scorso riducono in sintesi la capacità di carico dei cargo in questione. La conseguenza non si è fatta attendere, con gli armatori che hanno già dirottato il transito ai porti di Trieste, Genova e La Spezia. Non gridavamo al lupo per niente e il lupo se n'è andato, è andato via uno dei più grossi committenti di lavoro per il porto di Venezia e per l'intero territorio, che è questa nave cinese, portava 8.500 container ogni volta che arrivava, faceva dalle 6 alle 7 toccate all'anno ed è una perdita significativamente importante di merce e di economia per l'intera portualità, ma soprattutto anche per quanto riguarda il lavoro e i lavoratori. I numeri parlano chiaro di una perdita che in soldoni monetizza 1 milione di euro per ogni transito e visti gli oltre 50 dell'anno scorso i conti sono presto fatti. È un vero e proprio crimine questo, fatto da irresponsabilità della burocrazia che non trova una soluzione al problema della manutenzione dei canali. Un traffico importante che va tutelato vista la condizione di sofferenza in cui versano già i quasi 20.000 lavoratori in questione. I numeri che abbiamo noi sono che il porto complessivamente sul tema dei fondali e dei mancati fondali e del mancato suo sviluppo ha perso circa 130 navi nel corso del 2019. Adesso ulteriormente perde un altro quantitativo importante di merce. Tutto questo determina una condizione di grande difficoltà. Giovedì 23 gennaio previsto l'arrivo in città del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, data in cui non è escluso possano esserci manifestazioni e presidi dei lavoratori del comparto. Sono in via di miglioramento le condizioni del bimbo di 9 anni di Marcon che da sabato, dopo essere caduto dalla sedia di casa e aver battuto violentemente a terra la testa, si trova ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'incidente domestico si è verificato sabato pomeriggio appunto nella casa in cui il bimbo vive insieme alla famiglia. Sono stati gli stessi genitori a lanciare l'allarme dopo essere entrati nella stanza del piccolo e averlo trovato riverso a terra privo di sensi. Sul posto l'elicottero del SUEM che ha trasportato il bambino al Cafoncello. A Venezia continuano le limitazioni per lo smog. L'ARPA, Osservatorio regionale della qualità dell'aria, ha emesso un bollettino che conferma il mantenimento del livello arancione che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per le PM10. Nel comune di Venezia continueranno fino a nuova comunicazione le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici già in vigore dunque in questi giorni. E continua il dibattito sulla futura presidenza della Biennale di Venezia, ma si rafforza il fronte per la riconferma di Paolo Baratta. L'onorevole trevigiana della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Cultura alla Camera, ha presentato un emendamento al milleproroghe per allungare di un mandato la presidenza della Biennale, in modo da rendere possibile un rinnovo dell'incarico a Paolo Baratta.
Il mandato di Baratta, già rinnovato con una norma di legge ad hoc nel 2014, è di fatto scaduto, ma secondo Colmelleri una gestione va sostituita solo se non ha funzionato. Baratta ha ereditato invece una mostra del cinema che aveva un respiro solo nazionale e l'ha portata, secondo il deputato, ad essere uno dei più importanti palcoscenici mondiali per film che poi conquistano riconoscimenti internazionali. La settimana scorsa lo stop del Movimento 5 Stelle alla proposta di proroga avanzata dal ministro ai beni culturali Dario Franceschini ha innescato un copioso ed inevitabile totonomi. Tra gli altri Giovanna Melandri, Walter Veltroni, l'ex soprintendente della Fenice Cristiano Chiarot e Massimo Cacciari. Ma proprio l'ex sindaco si è dichiarato favorevole ad una riconferma di Baratta. Il Consiglio d'amministrazione intanto rimarrà in carica solo per l'ordinaria amministrazione, come previsto per legge, fino ad un massimo di 45 giorni dalla scadenza di mandato naturale, prevista il 20 gennaio. Una decisione definitiva perciò è attesa entro il 26 febbraio. Ora ci fermiamo per qualche istante, altre notizie tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo a Mirano perché ieri c'è stata la 23esima edizione della Festa del Radicchio con il 7° concorso delle scuole primarie del luogo. Non si fa futuro se non c'è un passato, non c'è un ricordo. E quale migliore interlocutore se no le pro loco del nostro territorio? L'appello del vicepresidente regionale soprattutto ai giovani nella piazza di Mirano per la 23esima edizione della Festa del Radicchio. Un appuntamento importante per il territorio sia sotto il profilo enogastronomico e turistico ma soprattutto economico guardando alle tante aziende agricole. La giornata di oggi è inserita nella rassegna di fiori d'inverno che è con la strada del Radicchio del quale Mirano è uno dei comuni protagonisti che poi porta sistematicamente anche gruppi di turisti. Agricoltura che con il radicchio e il vino mette il Veneto in prima posizione tra le regioni italiane. E quindi su questo dobbiamo continuare, ma soprattutto c'è un veicolo che è questo, della promozione turistica, della conoscenza. Abbiamo un turismo in Veneto che rappresenta 18 miliardi di fatturato, prima azienda in Veneto. Abbiamo 30 milioni di turisti che arrivano nelle nostre spiagge, da Rosolina a Porto Tolle e Portoviro fino a Bibione. Questi hanno bisogno di conoscere, di capire che non c'è solo un litorale, non c'è solo una spiaggia, ma c'è un entroterra ricco di sapere, di storia, di promozione, ma soprattutto di enogastronomia. Anche se dalle associazioni degli agricoltori l'auspicio è stato per un 2020 meno penalizzante rispetto all'anno appena trascorso. Spero proprio che l'agricoltura, che è un perno della nostra vita, della nostra economia, prima o dopo riesca ad emergere dal pantano in cui si trova in questo momento. Protagonisti i bambini con i tanti lavori per raccontare il radicchio ma anche il suo territorio. Per la cronaca il primo premio dei tanti messi in palio dalla C di Venezia è andato alla scuola Dante Alighieri di Milano con questa installazione. Bambini che anche così imparano a conoscere e apprezzare il radicchio. È buono col burro. È buono col burro? Sì. Sei sicura? Sì, lo mangio sempre. In riferimento ad alcune scene girate a Venezia per la sigla della serie televisiva di A New Pope, è intervenuto il delegato del Patriarca di Venezia per i beni culturali, l'architetto Don Gian Matteo Caputo. Le immagini della sigla della serie di Sorrentino hanno suscitato reazioni diverse per il loro contenuto. Nella consapevolezza scrive che si tratta di una serie fantasy e che la creatività artistica del regista vuole suscitare reazioni controverse, a tratti irriverenti e provocatori. La scena risulta in sé offensiva, mancando oltretutto di un contesto narrativo che ne giustifichi la ragione e il contenuto. Pertanto, scrive ancora, ciò che viene offerto agli spettatori è solamente una ripresa simile a un video musicale. Non è necessario scomodare la censura per dire che siamo davanti a un episodio che offende e profana per il riferimento al simbolo della croce e risulta inopportuno perché fondato sulla gratuita volontà di provocare e suscitare reazioni, scrive il delegato del Patriarca. Come in altri casi, forse andrebbe semplicemente ignorato per vanificarne l'obiettivo. Sarebbe stato comunque opportuno, termina, non concedere per le riprese l'utilizzo di quello spazio a elevato valore storico e simbolico. Una polemica che crediamo troverà spazio anche nei prossimi giorni. Siamo allo sport, il basket e gli Orogranata sono rientrati da Trieste con una bella vittoria in tasca.
Il girone di ritorno di campionato di Serie A si apre per l'Umana Reyer con la seconda vittoria esterna. Dopo le ultime delusioni, i ragazzi di coach De Raffaele hanno espugnato il parquet di Trieste 72-81. Una vittoria per noi molto importante, pesantissima, per tanti motivi. Primo perché è una vittoria che ci ha ridato molto il senso di squadra. Con tanta disponibilità al sacrificio e a aiutarsi tra compagni in una situazione che è diventata poi diciamo di semi-emergenza all'inizio, quando abbiamo avuto le defezioni di qualche giocatore, e poi dopo durante la partita, ma ho avuto tante risposte da tanti giocatori con un gruppo coeso che ha giocato e combattuto soprattutto a livello difensivo, cercando di contenere a livello di energia e anche l'entusiasmo che portava dietro Trieste in questo fantastico palazzetto e con un pubblico meraviglioso. Entusiasmo perché una squadra competitiva, una squadra tosta che ha aggiunto un giocatore di grande qualità, anzi due. Quindi per noi una vittoria, ripeto, molto molto importante. Assenti gli infortunati Cerella e Dei, dolorante per il versamento all'anca destra evidenziato dalla risonanza magnetica dopo l'infortunio a Oldenburg. De Raffaele ha iniziato con un quintetto inedito composto da Udano, Stone, Tonut, Bramos e Watt. Stasera siamo stati molto bravi a non perdere mai il filo con tutti i giocatori che, ripeto, quelli che sono andati in campo abbiamo avuto un contributo da tutti. La cosa che mi fa più contento, come al solito, è il fatto che il gruppo ancora una volta ha risposto in una situazione difficile per noi. Questa sera, dopo i nostri telegiornali a 20:10, ospite in studio Cesare De Stefani, titolare dell'ormai famosa osteria Senzoste di Valdobbiadene. Poi a seguire dalle 21:15 la prima serata di Antenna 3 dedicata alla politica. Ritorna al ring Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico Veneto, in studio, anche Sara Moretto di Italia Viva, Gianluca Forcolin della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria di Venezia e Rovigo. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Sul Triveneto si estende un promontorio anticiclonico che manterrà ancora condizioni di tempo stabile e senza precipitazioni. Il dettaglio di martedì 14 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato con cielo poco nuvoloso in montagna, nubi basse e nebbie anche fitte, invece in pianura localmente persistenti anche per tutto l'arco della giornata. Vediamo anche le temperature minime sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 6 gradi circa. La previsione ora del Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà un po' dappertutto, solo con qualche addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui ampiamente soleggiato, il cielo sarà sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime anche qui sotto zero, massime fino a 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.